è esploso, è tornato in auge il tema dei migranti, dei richiedenti asilo, vuoi la rotta balcanica con l'idea anche di contrastare l'arrivo insomma dai Balcani con le fototrappole, poi il morto che c'è stato alla CPR di Gradisca di Sonzo. Due casi che hanno veramente dell'incredibile. Allora, uno soprattutto perché continuano il fenomeno dell'immigrazione, soprattutto quello della rotta balcanica. Che soluzioni a questo punto, caro Raffaele Padrone, adottiamo? La convince il fatto, la tecnologia in supporto dell'attività degli uomini in divisa, prima di tutto? Ma guardi, intanto ai telespettatori grazie di seguirci. Io quando ho sentito 3-4 giorni fa questa notizia che la regione vuole adottare, sono rimasto un attimo perplesso, nel senso che ho detto cosa sono queste fototrappole? Cioè a me queste fototrappole fanno un po' sorridere, scusate, no? Perché tante volte quando viene e non so chi l'abbia inventato sto fototrappole, perché mi pare Mototopo, i fumetti, cioè io vorrei sapere, sono delle telecamere, credo, che con una nuova tecnologia possano rilevare movimenti anche notturni, penso che sia questo, con sistemi GPS, ma dire fototrappole, poi si innescano, la parola può innescare sicuramente, quando il termine è un po' strano, può innescare reazioni da parte magari politiche diverse, cioè, tu passi. Perché io ho detto fototrappole, io non avevo mai sentito, tra l'ignoranza io non l'avevo mai sentito. Ma Cioè, stanno utilizzando anche in città qua a Pordenone per... ma fototrappole, non è per che viene no. fuori uno, te magna, tu passi, hop, te ma magna. per stanare i furbetti che abbandonano Male, gli uffici allora e parliamo, al confine carcere allora, per identificare lupi e orsi. lupi e orsi, Questo, benissimo, ecco. lupi e orsi. Bene, questi non sono lupi e orsi, questi sono delle persone che attraversano il confine croato, e quindi in Croazia tutti li vedono, perché se voi andate dove passano questi soggetti trovate le loro immondizie, giustamente, con indumenti, pantaloni, carte, biglietti di autobus, quindi significa che queste persone salgono anche sugli autobus, quindi non mi dite che nessuno, compresa la polizia croata, li vede. Uno, passano la Slovenia, quindi non mi dite che nessun cittadino sloveno o la polizia slovena li vede. Questo mi fa sorridere. Allora, ste fotocamere, mi piace chiamare fotocamere perché mi pare trappole, no? Tu passi, te magna oppure te prende il piede. No, non è così. Serve a rilevare cosa? Rilevare che passa gente. Ma scusate, queste cose costano, giusto? Mi pare, posizionare questa nuova tecnologia. Allora, noi sappiamo che passano, perché lei parlava delle fotocamere che ci sono in città, ma in città hanno un'importanza assoluta le fotocamere, perché può succedere qualcosa, ci serve identificare la persona. Fatemi capire, noi dobbiamo sapere con le fotocamere messe lì che passa gente, lo sappiamo che passa gente, lo sa tutti, ne sono passati 5.000 in quest'ultimo periodo, cioè non riesco a capire se la risoluzione, se questa risoluzione, secondo me non è la risoluzione, perché tanto questi soggetti che passano, dopo 2 giorni sono davanti alla questura di Udine, di Trieste, di Gorizia e di Pordenone. Fatevi un giro alla mattina intorno alle questure, questo è. Quindi, cosa mi interessa sapere di questi soggetti che passano? Cioè, siamo cornuti e mazziati, scusate. Allora, investiamo quei soldi in personale, perché se queste persone le vediamo entrare, significa che noi dobbiamo fermarli. Intervenire. Ma come facciamo a intervenire se non abbiamo il personale? Cioè, è sempre questo, la fotocamera per vedere che questi passano. Glielo dico io che passano. Glielo dicono tutti che non passano. Ci voleva la sfera di cristallo, mi no? pare, là sono tracce, televisioni, certo. Rai 1, Rai 2. Rapidissimamente, la questione del CPR di Gradisca di Sonzo. Ma CPR di Gradisca di Sonzo. Allora, il problema è sempre questo. Io ne parlo per il personale che opera lì. Ore e ore, soldi e soldi, va bene, e in che condizioni dobbiamo lavorare?
perché all'interno chiaramente delle celle non possiamo intervenire. Avete visto, c'è un filmato dove i carabinieri devono intervenire, che non mi venga fuori che adesso hanno ucciso i carabinieri con 4 manganellate, perché questo, se poi qualcuno ci deve pagare, sicuramente è un uomo delle forze dell'ordine. Io quante volte l'ho detto, sono anni che lo dico del CPR, quando lei direttore Certo. era vice e si sedeva là. Quante manifestazioni ho fatto io per quelle situazioni? Avevano persino messo i fendenti della parte contraria, si ricorda? Sì, ricordo. Quindi con l'attuale onorevole Seganti siamo andati là, ho protestato, ho detto, cioè voi state mettendo i fendenti dall'altra parte per evitare che questi escono, bisogna metterli dall'altra parte. Cioè, c'è una logica che non funziona tanto quando si parla di intervenire. Allora, ognuno faccia la politica, ognuno parli della propria professione. Il problema è questo, che lì gli uomini stanno lavorando ore e ore in queste condizioni, hanno bruciato tutto, abbiamo dovuto lavorare al buio e non credo siano situazioni di sicurezza per gli operatori delle forze dell'ordine. Dottore, grazie, ci vediamo ai Grazie a prossimi voi. appuntamenti. Grazie a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Andiamo a Udine, dove va al bar, chiede la sedia, ma questa era occupata e lui gli sferra un pugno. È stato denunciato il servizio